I cubetti di grano è mainstream, i cubetti di grano è mainstream. Questi così cubetti di grano. Allora, aspetta che nel frattempo mentre si scalda il pane. Vogliati che tutto 200 etti di roba. E si è accorto adesso che aveva registrato il video. Beh, amori! Mi sto sentando però, Sta sentata. Questa intro oggi non poteva essere più azzeccata perché, raga, oggi prepareremo il vero aperitivo veneto. Gesboro. Allora, innanzitutto dovete sapere che lo spritz nasce in Veneto nell'800 durante la dominazione degli Asburgo. no, io non so niente, quindi... Stavo dicendo che nasce appunto nell'800 durante la dominazione degli Asburgo. Praticamente gli austriaci erano un po' delle pigne in culo, no? E non gli piaceva il vino da solo. Quindi cosa facevano? Andavano negli attuali bar, diciamo, e i baristi allungavano il prosecco, il vino, con una spruzzata di acqua frizzante per appunto cercare di... Tanto che vino mischiato con l'acqua. Esatto, per cercare di annacquarlo. E poi ovviamente si è aggiunto il mitico Aperol. E il resto è storia. Allora, oggi quindi andremo a realizzare questo aperitivo. Che cosa c'è in un classico aperitivo veneto? I cicchetti. Giusto? Molto fatti in casa col pane integrale, Sì, ragazzi, vabbè. perché noi siamo poveri in canna, scusateci. Siamo ma... povere, non che ieri al panco io bevo. E che Ma ciò non ci impedirà di essere venete, Ma ragazzi. ciò non ci impedirà di mangiare. Di mangiare a prescindere. Quindi le tagliamo in 4? Sì. Direi. Sì, dai. Vai tesoro, vai, taglia. Ma io voglio vedere il maestro all'opera, tesoro. Dai. A sbregafioi, tagliamo in 4 e via. Buona. Ora abbiamo 8 pezzettini per noi dopo perché ce li mangeremo anche, mica li lasciamo qua giustamente. Sono piccoli però, 8 io direi di allungarli, scusami. Dai, non... Sei 9:30 della mattina, siamo lì a fare sprisso. Ogni tanto meglio anche un pinguello si nutre con 8 Allora, pezzettini. cosa saghetto comprare qua? Andiamo a Tadea e a soppressa. Verzi a soppresso. A Tadea e a soppressa. Questa per noi è a soppresso comunque. La soppressa! La mortadella! Adoro! Perché me ne mangerei anche così? Raga, questa roba è orgasmo puro. Bene. Chiediamo scusa per un nemico vegano, ma non sono fatte per quello. Inquadriamo, scusate, anche la mortazza. A mortazza. La mortazza, guarda che bella. Guarda. No, oddio, sto per Guarda, mi vedere. fa meglio dei funghi allucinogeni sta roba. Ok. Allora, io faccio i 4 con la soppressa e tu 4 con la mortazza. Vai, va mortazza. Vai de mano. Allora, no, rompila in 2 secondo me. Sì. Qua ci sta. Di che ti piacciono i lavoretti a mano? Adoro. Guarda che perfezione, guarda. Ci sarebbe un po' di forma, i cubettini di grano dopo sopra. Dopo mettiamo i cubettini di grana mainstream. Oh, questa si rompe a pezzi, porco due. Se poi di qualità c'è E si rompe. sporo. Ah, eccola qua. Oh, sta soppressa c'è dall'aria tipo orgasmica. Mi sono anch'io. Ma non arriviamo a fare 8 cicchetti perché mangiamo prima gli ingredienti. Mangiamo quando ti- tutto fuori. Esatto. Aspetta, là. E ora viento su o stetto là? Non so, vedi. Vara che bei. Adesso è un capolavoro d'arte moderna. Esatto. Che sboro fioi e a sbrega fioi. Attenzione, tocco di classe, perché questo è un sta qua a magna come sempre. Scusami, tanto è un peccato sprecare mezza fetta. Però effettivamente posso prenderne una. No, per una detto, scusami, che lavoro. Facciamo mezza. Ti imbocco io tesoro. Dai, togli un tubetto. Quanti ne Dovremmo vogliamo? chiamare questo video cicchetti in versione povera, ragazzi. Cicchetti, sì, versione non mainstream però. Guarda che adorabili tesori. Adoro, questo tagliere fa venire voglia, vara di mangiarmi fuori tutto in 2 secondi. Benny, teso? Dimmi. Ma lo spritz lo facciamo col Campari, vero? Sei coppa!
Ci siamo, tesori per lo spritz. Che siamo tosi, adesso prepariamo il spritz, quello vero, perché tutti st'altri è un'imitazione. Perché poi vai, non so, a Milano, comunque altre città, e ti dà spritz a 5 euro, che cazzo che sei dentro l'oro 24 carati? 5, 8. A Roma Sì, costa 8. appunto, lo spritz vero, 2,50 euro te lo paghi, massimo far la grande a 3. Sì. In tempi di crisi 3,50, ma ci può stare. Però va bene. In tempi di Covid 3,50. Sì, esatto, in tempi di Covid 3,50. Allora, ingredienti per il classico spritz. Aperol, non Campari, Te voglio bene. Prosecco, questo ragazzi è Prosecco dei Colli Ugani, Prosecco Veneto, DOC, di quelli che ti Prosecco amo. terra ti ama. Quando senti che la terra ti ama, no? Ti regala il vino la terra. Esatto, Ti esatto, ti regala l'alcol. regala l'alcol, esatto, ti amo. E una spruzzatina di acqua frizzante. Le proporzioni per fare il classico spritz sono 1/3, 1/3 e 1/3. E fin quando che piove, che mi vado su 7 bar, sento proprio l'Aperol che mi penetra nel naso. Ho troppa acqua, annacquato, fa cagare, quindi cerchiamo di proporzionare bene. Allora tu dovrai aiutarmi con le proporzioni, quindi dirmi se sono giuste. Sito, pronta? È ora. Pronta, ostia, vai. Biceri a rapporto. Dimmi quando basta. Basta. E uno se no. Basta. Questo è un po' di più adesso verso. No! Faccio io che non Ma faccio. come sta? È troppo, sei mio persona vicino Guarda, all'altra. dai, che si briaghiamo. No, mio, dai. Water. Madonna! Mi ha spruzzato in faccia. Che è una spruzzatina d'acqua. Detta proprio. Vai, vai. Pronta? Sì. Stop. Mi sto sfregando sola. Basta. Oh, perfetta sto giro. Apostolo. E adesso si verge il prosecco. Con quale violenza lo apro? Speriamo che non. Pronti? A cosa brindiamo? No, non riesco a aprirlo. Cazzarola. Adesso che facciamo? Aspetta! Togliamo la canne bassa, che questa viene fuori di sicuro. Bella! Viva la figa! Basta? Basta. Top. Una mescolatina molto succulenta per amalgamare il tutto. Ottimo direi! Già, facciamo un cin cin alle Sugar Devils. Noi abbiamo già prima cicchetti, guarda. Oh sì, che buono, sì, lo spritz veneto. Basta, fatto da noi. Sei buoni, cara? Aspetta che mangio anche a me. Raga, cioè, mamma mia. Contattateci per spritz a domicilio. Veniamo anche in altre regioni. Allora, raga, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Speriamo di avervi dato degli spunti per creare un buono spritz veneto. Mi E raccomando. diffidate dai sobri. Esatto. Diffidate dalle imitazioni, perché di spritz ce n'è uno solo. E si fa così. Raga, ci vediamo al prossimo video. Linea allo studio.